Puoi andare? Ma io parlo con molta libertà. Ti sembra che non mi vada? Sì, Ah. no, io posso anche dire che l'ho guardato adesso. Puoi dirlo, è vero. Ma perché per me Ozu è come un unico film sempre, che continua, capisci? Cioè, ad esempio, mettiamo, io Kurosawa li distinguo tutti, no? Perché fa talmente delle cose che possono essere solo quel film lì, che ne so, anche se poi vedi che è sempre Kurosawa. E Ozu, ecco, è proprio questa cosa che sembrano tutti uguali, invece poi non è niente vero, perché ad esempio questo è un film di una crudeltà, io non mi ricordavo che Ozu potesse essere così crudele anche, che poi questa crudeltà che è ancora più crudele, che ne so, perché è nell'apparenza del dolce, no? Perché ne so, il cinema ci ha abituati che se una cosa è crudele è perché deve essere molto, addirittura adesso c'è il sangue, che ne so, ma anche quando non si faceva vedere sangue era sempre una crudeltà sottolineata o quasi d'eccezione, no? Invece qui è la crudeltà si potrebbe dire della normalità, no? Perché io poi sto vedendo questi uomini, no? Che addirittura mi sembrano dei coetanei, no? Miei coetanei, ma non lo sono perché sono persino più giovani di me, che ne so, però che hanno quest'aria così, no? E allora poi mi identifico, e allora penso a Ozu che aveva, cosa aveva, 60-62 anni quando faceva questo. Ed esempio io ti chiedo perdono Enrico che devo sempre fare riferimento anche a io, perché se non faccio riferimento a io non sono io, ad esempio io non riesco a filmare i miei coetanei, capisci? E questo forse è anche un disastro. Invece lui guarda lì qua, sono tutti lì, no? Perché ad esempio il personaggio della zucca, no? È una cosa d'un tocco. Mi è stato molto la zucca, che ne so. Anche se io non mi ubriaco mai, lui è sempre ubriaco, no? Cioè, forse ecco, adesso a me viene così da dire il coraggio di lui di guardare in faccia ai suoi coetanei, io non ci riesco, ecco. Perché poi il cinema è quasi sempre un cinema della gioventù, o comunque delle donne che sono ancora belle o che vogliono essere ancora belle, invece lui questo. E allora poi ad esempio mi scattano tante cose, vabbè, tutta questa cosa dei padri, dei figli, delle mogli, degli uomini vedovi. E io ad esempio sto scrivendo, proprio sul nucleo familiare della tragedia greca. Qui non c'è bisogno della tragedia greca, allora poi ci rimango molto male perché lui non ha bisogno di questi filtri, no? Mentre c'è bisogno dei filtri, la tragedia greca, il mito, io non so stare, mi sembra, nella contemporaneità, che ne so, non so. Comunque, poi la cosa fantastica è che vedo questa attrice, la moglie del figlio, e la riconosco, è questa attrice straordinaria che è diventata la moglie di Yoshida e che da un certo punto in poi, insomma, ha fatto il primo film, quello delle terme di Yoshida, con Yoshida, e lei non aveva neanche 30 anni e aveva già fatto 100 film, pensa un po', e la ritrovo qua, no? E io l'ho vista adesso a Torino 40 anni dopo, questa donna, no? Che è venuta con lui, con Yoshida. Cioè, vabbè, mi piace molto che sto cinema sia così mescolato,
da un lato rigorosamente non mescolato, però poi io lo vedo mescolato. E poi io cercavo quest'altra attrice che ha sposato Yves Ciampi, cioè il regista francese, e che è attrice in un film di Ozu, però io non so se è questo, forse cerco di conoscere, perché io ho visto lei adesso com'è adesso. Allora questo cambiare delle facce, non so in che misura c'entra con questo film, però questo film è anche proprio sull'età, no? Mi incuriosisce come aggiungi genealogia a genealogia. Ecco. I film di Ozu sono tutti film di rituale, Ecco. ma non rituale, come dire, esotico giapponese, il rituale del quotidiano, la quotidianità come ripetizione rituale. Sì. E questa cosa è una cosa che mi sconvolge molto, perché viviamo tutti nel rituale, no? O cerchiamo di sfuggirci, no? Perché poi questa paura che il rituale ti ammazzi, no? Invece lui, come questa cosa straordinaria, come lui sa comporre, no? Sa comporre, e dentro c'è tutto, no? Ci sono anche le tragedie, ma senza essere la tragedia greca, anzi sempre nel silenzio, no? Ecco, vedere questo padre che torna a casa, parla alla figlia, c'è questa figlia che guarda lui, uno da una parte, l'altro dall'altra, sono a terra, in ginocchio. Noi occidentali, se mettiamo qualcuno in ginocchio, è solo perché, io penso sempre alla tragedia greca. Io sto scrivendo la scena dove Fedra si mette in ginocchio davanti al ginocchio di Ippolito, no? Del figliastro, di lui che lei non dovrebbe amare, che invece ama, quindi ti metti in ginocchio da noi solo per pregare, ma io non sono religioso, allora per me mettersi in ginocchio è una tragedia, cioè perché ti inginocchi davanti a qualcuno che non è Dio, no? Che non è Gesù, che non è che è un altro come te, ma che tu vedi più grande di te, e c'è questa cosa della tragedia. Forse deliro un po', però No, siamo... è anche Ozu che mi ha investito, no? Credo che siamo tutti un po' inginocchiati davanti a Ozu, così come Ozu con la sua famosa altezza tatami, con la ripresa altezza bambino o altezza cuscino, diciamo, era inginocchiato, sobriamente inginocchiato di fronte al cosiddetto reale, e credo che sia quello che ha trovato che... Non trovi che il rito in lui sia proprio, assistiamo al rito che ci fa vivere, quindi esattamente morire. E così. Ed è questa cosa che mi sconvolge. E poi quel libro suo, no, che ti avevo comprato a Parigi, che vorrei riaverlo a te. Sei qua dentro, una citazione di Yoshida sul film compare vicino a te in questo DVD. Ah sì? E come sì. fa a comparire? Se l'abbiamo tradotta. Compare una traduzione, un pezzo sì? del suo scritto, sì. No, ma quel suo di Yoshida, specie di diario, sì. No, di Ozu. Quello di Ozu, anche di Ozu. I suoi quaderni, anche di Ozu, quella cosa straordinaria, anche di Ozu, queste annotazioni, soprattutto quello di guerra, giornaliere, no? Hai capito che lui fa queste piccole cose, e ce n'è una che io ho copiato sul mio quaderno e che però non te la so dire perché io non so mai citare, che dice, no, forse dice semplicemente quanto è bello girare un film. Molto semplice, mi pare che sia una cosa così. Se ritrovo il mio quaderno ritrovo la cosa. Ecco, e dice proprio, credo proprio questo, com'è bello girare un film, proprio girarlo. E vederlo girare dopo? Non lo stiamo facendo rigirare? Sì, e questo però è molto impressionante, è ancora più impressionante che il girarlo. Perché girarlo è una cosa che vivi, no? Che ha addirittura una concretezza, no? Mentre invece questo è una cosa di fantasmi. Io poi in questi giorni vedo solo fantasmi, dopo che ho visto quelli di Kurosawa. Kiyoshi, il fantasma rosso. Grazie al fantasma di Tonino De Bernardi. Vabbè. Ciao.